Buona giornata, bentrovati, appuntamento consueto dedicato al mondo dello sport attraverso la nostra e vostra web tv www.venetoglobe.com e attraverso naturalmente il canale 95 di Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia che per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia potete captare e ricevere appunto sul canale 95 del digitale terrestre. Andiamo ad iniziare la nostra carrellata di notizie, cominciando da MotoGP. Come vedete domenica ritorna il MotoGP, il titolo irridato è già sulle spalle di Marquez, 15ª tappa su 19 prove, le prove già da questa notte. Ieri prima giornata di Champions League nel basket con il Sassari di Pozzecco vincente sulla formazione lituana del Lietuvos per 79-79 a 78-78. In Eurocup terza giornata con Brescia Olimpia Ljubljana, ha vinto Brescia 78-78 a 71-71. Trento Oldenburg di 91 a 88, vittoria della formazione trentina. Stasera terza giornata di Eurolega con Milano che è in Grecia per giocare contro il Panathinaikos. Andiamo a rimanere nel basket di A1 maschile per ricordare che la TVB De Longhi Treviso, giocando anche abbastanza bene a Bologna, ha purtroppo perso contro la Fortitudo, ma non c'è tempo per leccarsi, diciamo, le ferite, bisogna ritornare subito in palestra. Lo hanno fatto gli uomini di Max Menetti in questa settimana e sono pronti per un match che vede e vedrà al Palaverde il ritorno di campioni d'Italia. I campioni d'Italia della Umana Reyer Venezia saranno al Palaverde per giocarsi questa gara ed è pur sempre un derby sentitissimo. Parliamo di calcio con una Serie A che va ad iniziare sabato con Lazio-Atalanta, Napoli-Verona e poi alla sera Juventus-Bologna con Mihajlovic che non sappiamo se sarà in panchina, ecco mi dicono che sarà in panchina anche per quanto riguarda questa partitissima. La Juventus, vi ricordo, in testa 19 punti, l'Inter 18, l'Atalanta 16. In Serie B per quanto riguarda le Venete si gioca e si comincia venerdì con Cittadella Cosenza, sabato invece Juve Stabia Pordenone e poi Venezia Salernitana con Bocalon che cerca il gol per il suo Venezia. Domenica chiuderà Chievo Ascoli. La Serie C, il girone B, vede il Padova sconfitto la scorsa settimana, quindi bisognerà rimettersi in moto per quanto riguarda la formazione patavina. 10ª giornata con Ravenna Arzignano, San Benedettese Virtus Verona, poi domenica appunto Triestina Padova, il Nereo Rocco attende la capolista per vedere come potrà continuare appunto il campionato sia del Padova e sia della Triestina con Carmine Gautieri, nuovo allenatore in panchina. Infine, per quanto riguarda le Venete, ricordiamo l'Anerossi Vicenza Reggiana. Per la Serie D sono i campionati che maggiormente da vicino seguiamo, il Montebelluna per la Serie B che ci interessa è salita a quota 5, raggranellando un punticino domenica scorsa e lasciandosi alle spalle Tamai e San Luigi. Montebelluna che è andato sul mercato ancora, ieri vi dicevo che c'era stato questo acquisto, lo confermiamo, il mediano centrocampista Alessandro Celestri, classe 98 che ha giocato per l'ultima volta con il Feltre e guarda caso sarà proprio la squadra feltrina ad affrontare il Montebelluna domenica. Anche quest'anno il nostro campionato di riferimento sarà quello di eccellenza, ogni settimana vi proponiamo naturalmente le nostre telecronache. Nel girone A dell'eccellenza vi ricordo che il Giorgione ha preso un paio di punti di vantaggio sul Sona e conduce in testa, mentre nel girone B situazione un pochino più aperta, con in testa ci sono due squadre, Porto Mansuè e Porto Gruaro a 16 punti, insegue il San Nonà a 14, al quarto posto il Sedico con
13 punti. In promozione nel girone D continua la marcia dello Pitergina in testa alla classifica a 16 punti, Godega e Fontanelle a 11 e sta risalendo piano piano il Treviso con il nuovo tecnico Gianfranco Bellotto. Ieri sera Coppa per quanto riguarda il calcio locale, 6 trevigiani in campo, il big match è stato sicuramente quello del D'Agostin di Pieve di Soligo, dove si sono affrontate Eclisse, Careni Pivigina e Porto Mansuè. Andiamo a sentire il tecnico degli ospiti, quello che ha passato il turno vincendo ai rigori 7-6 dopo che la partita si era conclusa ai tempi regolamentari per 3-3. Una bella rimonta della formazione di Stefano Della Bella, che perdeva 3-1 ed è riuscita a pareggiare 3-3. Poi ai rigori purtroppo per quanto riguarda Pieve ha vinto Porto Mansuè. Stefano Andretta, eccolo qui. Con Stefano Andretta penso che pensassi di concluderla prima sul 3-1, poi loro hanno fatto questo 3-2, hanno trovato il 3-3 e poi ai rigori, insomma avete concluso. Faticata? Sì, ma sapevamo, perché Careni è una squadra che al di là di chi va in campo è una squadra che non molla mai, una squadra che è sempre sul pezzo, una squadra che è generosa, organizzata e quindi abbiamo commesso sicuramente degli errori e diciamo che abbiamo commesso degli errori noi. Sì, primo tempo che sicuramente hanno giocato meglio loro, poi ci sono stati questi momenti che un po' contraddistinguono l'Eclisse, ne avete approfittato, però poi non siete stati capaci di tenerla, anche facendo entrare le pedine più importanti. Sì, il primo tempo abbiamo subito troppo, probabilmente anche tanti giocatori che non hanno minuti sulle gambe, probabilmente poca abitudine, però ci poteva anche stare. Sapevamo, ripeto, che era difficile, che soprattutto a livello di intensità. Dopo, il secondo tempo abbiamo gestito un po' meglio, sono entrati giocatori un po' più esperti e siamo riusciti a riequilibrare e poi andare in vantaggio. E dopo indubbiamente abbiamo probabilmente commesso qualche errore e, ripeto, è meglio mi fermo qui, perché poi il resto sarebbe superfluo, perché poi Ho capito dove vuoi andare. Accantoniamo la Coppa per il momento, pensiamo al campionato. Sì, domenica abbiamo una partita altrettanto importante, quindi andiamo a Spinea e chiaramente per provare a vincere. Un arbitraggio un po' così per quanto riguarda questa gara, fortunatamente è finita tutto bene in una partita dove non c'è stata assolutamente nessuna scorrettezza, però ci sono state tre espulsioni e tutte avvenute con giocatori in panchina, quindi è una cosa un po' strana. Gli altri risultati del calcio che giocava: Città Paese Eurocalcio ha vinto l'Eurocalcio per 2-1, Caerano Alpago ha vinto l'Alpago per 1-0, questa è la foto del Santa Lucia di Susegana, felici in quel del Lido di Venezia per aver vinto 1-0 e passare appunto agli ottavi di finale. Campetra batte 0 Branco 2-0. Andiamo di nuovo a parlare di basket per il Ponzano, che ha un turno, il Ponzano femminile in Serie A2, ha un turno di riposo nel suo campionato, ritornerà in campo il 26 ottobre in casa contro le Lupe di San Martino di Lupari e sarà un derby accesissimo. In Serie B maschile la Ruker Sanve nel turno infrasettimanale al Palasystem di Saccon di San Vendemiano ieri sera ha vinto la sua quarta gara di campionato, risultato 71-53. Andiamo a sentire un soddisfattissimo Marco Miani. Sì, dai, questa è stata la prima partita dove il livello difensivo secondo me comincia a essere sufficiente. Fino adesso siamo stati bravissimi a portarle a casa, però avevamo troppi up and down. In questa partita qui onestamente siamo stati bravi a non avere questi up and down, se non qualche sbavatura, ma ci può stare. Diciamo che il fatto che loro non avevano Coral magari può averci dato una mano, perché loro lo cercano tantissimo, infatti avevamo preparato molto su di lui e mi ero anche raccomandato con la squadra, che siccome ho visto che non giocava, di non pensare che poi la partita fosse facile, perché gli altri sarebbero presi più responsabilità. Questo hanno fatto, sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi, perché abbiamo lavorato molto in settimana, in questi 2 giorni, scusate, perché abbiamo giocato domenica, su queste dinamiche qui difensive e sui rimbalzi.
anche se ho letto le statistiche, purtroppo anche stasera 43-42 per loro i rimbalzi, ho perso di uno quella casella lì, però no, devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi. Chiaro, anche perché siamo, come sto sostenendo da un po', siamo anche una squadra giovane, nuova, e quindi ci sono degli assestamenti da fare, delle crescite da fare. Ma ripeto, l'unica cosa era da capire, perché è vero che hai preparato la partita molto su Corral, perché sapevamo che i due leader erano Corral e Cernivani, e gli mancava un punto di riferimento, quindi tutto quello che era movimenti spalla canestro, i loro giochi pedala palla dentro, comunque hanno provato a farlo all'inizio, e comunque gli ho detto anche su Pedrazzani di lavorare come se fosse Corral, e soprattutto la chiave è stata che non hanno pensato che senza un leader importante fosse facile, e l'hanno detto subito anche loro, e infatti l'hanno dimostrato in campo, quindi questo mi ha aiutato molto a me come allenatore a gestire questa situazione qui. Poi è chiaro che non giocano solo per Corral, hanno anche altre situazioni, e quelle devo dire che le hanno fatte bene, le abbiamo difese bene, e quindi sono molto contento. E può esserlo 4 su 4, insomma, per quanto riguarda la formazione della Rucker San Damiano, che seguiamo ogni partita casalinga, lo ricordiamo, in streaming sui nostri canali Facebook e YouTube. La potete rivedere poi con calma su www.venetoglobe.com. Il campionato di A1 femminile volley Limoco era a Montichiari contro una bestia nera delle Pantere. La vittoria però è stata netta, nettissima, 3-0, e Limoco si porta in vetta alla classifica nonostante abbia una partita in più, con una partita in più appunto, ma con una grande prestazione su tutte. C'è Silla, ma andiamo a sentire Daniele Santarelli. È stata una bella prova, abbiamo giocato una buona gara, molto attenti in quasi tutti i fondamentali, credo che in questo percorso di crescita che stiamo avendo questo sia uno step importante. Oggi, ripeto, contenti per la sfida, adesso torniamo a casa e cominciamo a preparare fino al treno. E c'era la fretta di tornare a casa, l'intervista è stata effettuata appunto in pullman con Daniele Santarelli, però le cronache dicono bene di questo Imoco. A proposito di pallavolo, allora sta per iniziare anche il campionato nella A3 di Motta di Livenza, si troverà nel girone con le altre venete che sono Portoviro, San Donà di Piave e la friulana Prata di Pordenone. Si inizia il 20 in trasferta a Torino, mentre la prima in casa il 27 ottobre contro Bolzano. Andiamo a parlare di rugby, siamo quasi alla chiusura. Il Pro 14 riposa questa settimana per quanto riguarda il Benetton, lavora sui campi della Ghirada per prepararsi alla partita del 26 ottobre contro i Kings. C'è un servizio dalla regia? Mi pare che c'è una clip dove vi mostriamo il lavoro che i Leoni stanno facendo. Avete visto insomma la fatica, ma anche tanti sorrisi per quanto riguarda il Pro 14 del Benetton che si sta preparando per la prossima gara del 26 ottobre contro i sudafricani Kings. Iniziato anche il campionato femminile per quanto riguarda il rugby, e allora ci sono due formazioni trevigiane che seguiremo, cioè la Redissima Villorba, che è la campionessa d'Italia, e naturalmente le giovanissime Red Panthers, perché quest'anno è una formazione estremamente giovane, quelle delle Red Panthers. Vengono da due vittorie consecutive Villorba, due sconfitte per quanto riguarda le Red, e c'è lo scontro fratricida, diciamo così, che si giocherà a Villorba domenica alle 15:30. È tutto, ci fermiamo qui con il nostro appuntamento sportivo, ci risentiamo domani, buona giornata.